Quinta corsa, confronto per discreti soggetti di 5 e 6 anni. 1 Delinda Lubi, 2 Derieux, 3 Califano, 4 Davidia, 5 Carabiniere Pell, 6 Critz, in seconda fila 7 Geoffrey. Autostart che inizia a prendere velocità. Parte largo Geoffrey, macchina che accelera. Sono partiti con veloce Davidia che prova a scavalcare Delinda Lubi, la quale è veloce all'interno. Critz in mezzo alla pista, si imbocca la prima piegata con Davidia che insiste su Delinda Lubi che rientra. A largo c'è Critz che insiste e passa. E così Critz al comando dal 6 nei confronti di Delinda Lubi. Terza posizione per Davidia, poi Derieux, quindi Carabiniere Pell, Geoffrey, Califano. 14 per il lancio da parte di Critz che ha preso la testa dal 6 e ora tatticamente ovviamente ha un grandissimo vantaggio nei confronti di Delinda Lubi che è costretta a seconda in corda. La terza posizione per Davidia che precede Derieux, quindi ancora Carabiniere Pell e Geoffrey. Si completano i primi 600 metri di corsa con Critz all'avanguardia che li passa in 45,2. Si viene al passaggio davanti alle tribune con la mossa di Delinda Lubi che va all'attacco di Critz a un giro dalla fine. Primo parziale di Delinda Lubi, 59,7, 14,5 sotto alle tribune. Delinda Lubi costringe Critz ad accelerare, Critz lo fa bene. Terza posizione per Davidia, quarta per Derieux, poi Geoffrey che passa in quinta posizione. Curva di destra passata in 14,3, 1,14 il primo chilometro di Critz che è in vantaggio nei confronti di Delinda Lubi che l'attacca, passa in terza posizione Derieux scavalcando Davidia quando siamo a 400 metri dalla conclusione. La retta opposta alle tribune in 14,4, 1,28,4 i tre quarti di miglio, in vantaggio Critz nei confronti di Delinda Lubi all'esterno. Derieux che sceglie le vie brevi e ora è direttamente a contatto di Critz in schiena in attesa dell'open stretch quando siamo all'imbocco dell'addirittura d'arrivo. Critz è in vantaggio, Delinda Lubi al suo esterno sul passo, Derieux che prova ad andare in open stretch, in vantaggio Critz nei confronti di Derieux che scatta di dentro, Critz in vantaggio, Derieux che scatta, lo scatto di Derieux nel finale, batte Critz al terzo posto Delinda Lubi, 31,3 ad arrivare, 1,14,5 il ragguaglio cronometrico. Lorenzo Talpo Junior per Andrea e Gianmarco Sarzetto, i colori della scuderia Lagunare, a forma di Derieux che sfrutta il duello tra Critz e Delinda Lubi, li fulmina in open stretch, vince il numero 2 di Derieux con Lorenzo Talpo al secondo, Critz che aveva respinto tutta strada Delinda Lubi che deve essere terza, 2-6-1 in numeri l'arrivo della quinta.